il tuo solito cavallo? Già, infatti, l'ho comprato ieri. Com'è bello. Come si chiama? Ha un brutto nome, Tinto. Bisognerebbe cambiarglielo. Lo chiami come quello di Orlando Furioso, Ippogrifo. Che esagerazione. Come si sente che fa la quinta ginnasiale? Mughetto, lo chiami Mughetto? Un bel nome. Mughetto? Mughetto? Sì, mi piace. Allora facciamo le presentazioni. Le contessine Speranza e Carlotta di Frastineto. Il signorino Vittorio. Oh, tentano di scambiarlo per un generale. Mughetto? E la contessa Clotilde, dov'è? Era qui in carrozza il Valentino. Anzi, ci cercherà. Andiamo? Andiamo. Ma dove si saranno cacciati? Mi pare che siano andate di là. Volta a sinistra per quel viale. Già scommetterei che è tutta colpa di Carlotta. Non puoi credere come quella ragazza venga su strana, ribelle. Ribelle, poi. Sì, ribelle, non sembra neanche figlia mia. Tutto al contrario della sorella. Laura, buongiorno, come va? Chissà quanti corteggiatori avrà già. Molti, ma li tiene da larga. Speranza è come sua madre. Vuole scegliere e scegliere bene. Ecco la mamma. Ma dove eravate? È mezz'ora che vi cerchiamo. Siamo sempre stati qua, mamma. Abbiamo incontrato Terenzio Solaro e Paolo nell'automobile. Contessa, Il mio cugino Esterreich è il tenente Solaro. molto felice. Ah, sì, mamma, le ho detto di venire oggi a giocare al tennis. Così inauguriamo il campo e lui ci insegna. Sì, ma io gioco malissimo. Il barone che viene dall'estero giocherà certamente meglio di me. Oh, non cerchi scuse, venga, venga. Se la contessa permette. Ma certo, con piacere. Allora alle 4. Sì, appena libero dal servizio. Presto, più presto che può. Carlotta, non essere noioso. No, mamma. Allora l'attendiamo. Va bene, contessa. Buongiorno. Arrivederci. Arrivederci. Addio, Vittorio. Arrivederci. Un'altra volta, Carlotta, prima di fare degli inviti, ti prego di domandarmi il permesso. Non ho fatto nulla di male, mamma. Nulla di male, ma chi comanda sono io. E poi non mi piace che se scendete dalla vettura per fare 4 passi, vi accompagnate con un ufficiale. C'era anche Vittorio. Vittorio non conta, ancora. La somma dovutaci è rilevante e noi non possiamo più attendere. Se la sua società non potrà far fronte ai propri impegni, saremo costretti a chiedere il fallimento. Capisco. La banca accorderà lo sconto degli effetti con la sua firma. Ma la cifra è forte. Oh, smettila, noioso. Ma cosa c'è? Mi scioglie sempre il naso. Su, preparatevi per la colazione. Meno male che ti si vede una volta sola alla settimana. A proposito, a che ora torni questa sera in collegio? Alle 5. Ma non potevi stare qui per il pranzo? E lo dice a me? Perché? Mi hanno dato 4 in latino. Bravo, studio di più. Paperino? Pardon. Speranza, mi fai il fiocco, per favore. Chi sono quei signori nello studio? Non so, saranno della società del babbo. Ah, grazie. 1.200.000 lire e fra 3 mesi saremo da capo. Ma fra 3 mesi speriamo che le cose cambino in meglio. Speriamo. Ad ogni modo parlerò col mio amministratore e sarò loro preciso. Arrivederci. Arrivederla e tante grazie. Prego. Complimenti, signorine. Buongiorno. Papà è ancora in studio? Credo. Sì. Adesso vedrai che la mamma racconterà a papà tutta la storia di Solaro. Le paternali mi seccano. Sbrigatela tu. Ciao. Buongiorno Emanuele. Oh, cara, avete fatto una bella passeggiata? Sì, ho voluto far vedere il Valentino a Esterreich, però mi sono arrabbiata con la ragazza. Perché? Figurati che sono scese dalla carrozza e si sono messe a passeggiare con un ufficiale. Le hai rimproverate? Certo che le ho rimproverate, anche tu devi farlo. Sai, mi è seccato moltissimo per Esterreich. Bambinate. Alla loro età. Già, tu come al solito le calcoli 2 bambine e non pensi mai alla gravità delle cose. Gravità? Ci sono delle cose ben più gravi. Ciao papà. Ciao, cara. Ecco, diglielo tu. Ma che cos'hai? Sei preoccupato? Non mi dai neanche un bacio. Te lo meriti? Certo che me lo merito. E allora tieni. Però non sei del tuo solito umore. Hai dei pensieri? Molti, cara. Molti. Posso aiutarti a mandarli via? Tu, piccola, no. I pensieri sono un fardello della vecchiaia, come i ricordi. I giovani devono essere spensierati, allegri. Ma piuttosto, io devo fare una ramanzina a te che come sorella maggiore dovresti avere più giudizio. Chi è questo ufficiale che si è permesso di fermare le mie figliuole? Il tenente Solaro.
Solaro. Solaro. Premere sulla staffa, spingendo il tallone in basso. No, ci siamo. Passo! Venite al centro. Tallone spinto in basso. Suola leggermente in fuori, punta in fuori. Così. Oh, poi le rene devono essere diritte, ma naturalmente. E il busto leggermente piegato in avanti. In circolo a mano sinistra. Attenti! 14 reclute del primo squadrone. Continui pure. Passo! Rotto! Al comando allungate, alleggerire le reni del cavallo, inclinando maggiormente il busto. Portare le mani in avanti. Premere sulla staffa, spingendo il tallone basso. Via! Metti a posto il frontale, Oelia. Faccia rifare la fasciatura a urna. E faccia dare la biada, Signor sì. E mi raccomando ancora una volta l'istruzione delle reclute. La nostra divisa di ufficiali è un po' la veste del missionario. E dunque, con la bontà, con la disciplina e col buon esempio, che noi dobbiamo guidare il soldato e farne un perfetto cittadino. Siamo intesi? Sono in libertà. Signor ufficiale, attenti! Sottotenente Rolla, si trattenga. Lei, sottotenente Solaro, attenda un momento fuori che lo farò chiamare. Lei era di picchetto? Signor sì. Già, infatti, ho letto il suo rapportino. Mi levi una curiosità. Saprebbe dirmi chi è un certo micino tuo? Un gatto, signor colonnello. Non scherzi, perché io credo che questo micino che scrive alla sua cara Fanny Tortorella adorata sia il sottotenente Rolla. Guardi un po' se mi sbaglio. Oh, ecco Rolla. Ho mandato al colonnello la lettera scritta a Fanny e a Fanny il rapportino delle novità. Morale, gli arresti. Sottotenente Solano. Tenente Solara, io ho visto la sua ripresa in maneggio. Senta, lei faccia gli esperimenti che vuole, ma per conto suo. Si ricordi che in servizio non c'è che un solo sistema per stare in sella. E non ne ammetto altro. Ha capito? Signor sì. So che lei è un ottimo ufficiale. Se ha mancato, non è certo per indisciplina, ma per passione. Tuttavia, sono costretto, cioè, lo devo mettere agli arresti. Capito? Bene. Cerca di rallegrare la tua malinconia. Ma sta allegro! Impara da me, dovrai essere triste tutta la vita. Oh, che lagna. A ordine, signor tenente. Sì, aspetta. Pagolini, stai a sentire questa canzonetta e imparala, perché piace molto al tuo tenente. Io vicino a te sento un non so che, un soave pizzicore. Vieni qui da me, ti dirò il perché, o fanciulla del mio cuore. Insegnarti non mi dir di no, le parole dell'amor, che si esprimono coi baci, Capito? molto audaci, pien d'ardor. Senti questa. Un cavalleggio
preso fu d'amor di una bella contessina, con accento fier le scriveva allor una dolce letterina. Speranza, perché non vuoi cantare questa sera? Non mi vergogno. Di me? No, della mia voce. Ma è così deliziosa, invece. Direi, Alberto, che la musica non ti diverte troppo, eh. Ti dirò che non capisco che gli squilli della tromba io. Strano, perché mia sorella era una grande musicista. Già, infatti ricordo, povera mamma. Già alle 10. Come passa presto il tempo in buona compagnia. Ma purtroppo devo andare. Bisogna che vi lasci. Domattina il mio treno parte di buon'ora. E si tratterà molto tempo la legazione a Roma? Non credo. 3 o 4 mesi. Poi ho la promozione e non so ancora dove mi manderanno. Ma prima di lasciare l'Italia, verrai a passare qualche giorno con noi in campagna, che se mangi no, male. Allora ti aspettiamo. Un telegramma e mando a prenderti alla stazione. Grazie. Però certamente. Oh, Speranza, mi dispiaceva di non salutarti. Ci rivedremo presto. Ti manderò subito quelle canzoni stiriane e me le canterai, senza vergognarti come stasera. Intesi? Intesi? Arrivederci, arrivederci. Arrivederci, Barone. Addio, Carlottina. Arrivederci. Arrivederci. E grazie ancora di tutto. Prego, buon viaggio. Di la verità, Carlottina, ti piacciono i diplomatici? Ah, no, no, a me piacciono gli ufficiali di cavalleria. Ma dov'eri che per poco Österreicher partiva senza salutarti? Ero in giardino a prendere un po' d'aria, ho mal di te. Non ti senti bene, cara? Va a letto? Sì, papà, buonanotte. Buonanotte. E va a letto anche tu, Carlotta. Tu? Ma io non ho male alla testa. Ma alla tua età bisognerebbe andare a letto con le galline. Giusto. Ci mancavi proprio tu nel coro. Carlotta! Ma mamma, sono appena le 10. Ma la senti come ribelle? Ci vorrebbe proprio un po' di caserma. Beh, allora 10 di rigore. Signor no, buonanotte. Buonanotte, cara. Buonanotte, papà. Buonanotte, cara. Buonanotte, mamma. Buonanotte, mamma. Buonanotte, Speranza. Addio, Alberto. Buonanotte. Beh, allora me ne andrò anch'io, eh. No, Alberto, ti prego, fermati ancora un momento. Ho bisogno di un tuo consiglio. Vieni anche tu. Già, se ricordi te lo dissi, non mettertici in quella società. Ma tu no. Era floridissima, non si poteva allora immaginare il crack della banca che ci finanziava. Sì, sì, ma tu in affari no, non sei l'uomo. Comunque poi non c'è bisogno di scoraggiarsi, di prendere le cose tragicamente. Il consiglio di Alberto mi sembra ottimo. Quale? Trovare qualcuno. Chi? Non so. Ma per esempio Österreicher. È ricchissimo e sarebbe felice di aiutarti. Österreicher, un quasi parente. Per ragione di più. E avere continuamente l'incubo di dovere qualche cosa a un parente? Legarsi per tutta la vita, sia pure per un debito di riconoscenza? No, non mia cara. Preferisco fare da me. Se Dio mi assiste e se il cuore non mi manca. Rolla. Mi dai uno dei tuoi colletti? Ho mandato Bagolin dalla tiratrice, ma non si vede più. Ehi, credevo ti fosse successo chissà cosa. Guarda lì, nel secondo cassetto a sinistra. A sinistra, dove? Dove sono? Stavo sognando di Fanny. A quest'ora sarà nel suo camerino che si prepara. Oh, che bello. Dove sono, per Diana? Se non sono nel secondo, saranno nel terzo. Poi appare in palcoscenico. Che brava. Fai il piacere di venirli a cercare tu. Oh, anche qui si è comandati. Mosso devo andare al ballo, è una cosa seria. Il ballo non è una cosa seria. Cioè, solo certe danze sono serie. E vuoi sapere quali sono? No. Le gravi danze. Eccoli qua, i colletti. Ti avverto però che ti andranno stretti, perché io porto il numero 15. Non importa, proverò. Ho fretta, maledetto Bagolini. Pronti, signor Tenente? Sta qua, credevo fossi morto.
Non ti diverti stasera? No, tutt'altro, perché? Non so, mi sembrava che tu avessi l'aria un po' annoiata. No. Allora la mazurka è per me. La mazurka sì. Scriva il mio nome, prego. Subito. E per me il valzer. Il valzer per lei. Per i lancieri non c'è niente da fare. No, sono spiacente. Beh. Tu fatti firmare il permesso serale dal tenente Rolla. Il signor tenente è contento stasera. Le contento sì. E tu dimmi bene, Bagolini, dove vuoi andare? Dall'amorosa? Carré en place! Tenente Solaro. Tenente Solaro, la contessina Abrate, il conte Abrate, presidente del nostro circolo. Guardi, impegni la signorina per i prossimi lancieri. Stanno per cominciare, sai? Allora li balliamo insieme i lancieri. Io sono un cavalleggero, ma resti sempre nello stesso reggimento. Le piace il ballo? Sì, molto, molto. Domani va alla caccia? Sì, certamente. Quando vai in villeggiatura? Appena finiti gli esami dei ragazzi. Non ne posso più con questo caldo. Ma è vera la notizia di Speranza? Quale? Il suo fidanzamento con Esterai? Oh no. À place pour la grande chaîne, s'il vous plaît! Carina la tua dama dei lancieri. Hai saputo scegliere? Certamente. Non farlo spiritoso. Perché sei venuto tardi? Io ho già parlato tanto. Ah, sì? Sì? Brava, benissimo. E con chi? Con un ufficiale più bello di te. Sei geloso? Sì, molto. Con chi hai ballato? Col capitano Ponzo. Cosa c'è? Mi si è attaccata una staffa. Non è niente, non è niente. Aspetta.
Accendi, è meglio. Si è sganciato lo stafile. Là. Ecco fatto. Ringrazio questa staffa. Perché? E così possiamo stare un po' qui. È tanto bello, eh? E anche se non guadagniamo la volpe, ci tieni tu? Io no. Ecco, sediamoci là. Fughetto. Finalmente possiamo stare un po' soli. Domani tu parti per la campagna. Ma ci rivedremo presto. Vedete lì per le manovre, no? Sì, sì. Ma tu sarai sempre con la mamma, con Carlotta, con Vittorio. E saremo le solite. Lettere brevi, colloqui di nascosto. No, Speranza, ma io non posso più andare avanti così. Io sono un soldato e ho bisogno di decidere. Sposarsi? Ma certo. Come mi piace questa tua certezza. Tu sei sincera. Ma vedi, mi pare di essermi accorto che tua madre mi è un po' ostile. Oh no, perché lo pensi? Ma non so, certe cose si sentono così nell'aria. Vedrai, anche lei ti amerà tanto. Ma Speranza, dov'è? Non so. Mi è sembrato vederla in testa alla muta. Andiamo di là, Clotilde. Io cercherò di farti felice. Ma tu lo sarai. Non più le tue ville. La casa, ora qui, ora là. Vita di guarnigione. Piena di amore. Vicino a te per sempre. Sempre. E ogni giorno come il primo. Li conteremo ad uno, e saranno 100, 1000, tanti, oltre la vita. Oltre la vita. Allora tu parlerai ai tuoi, eh? Io andrò da tuo padre e gli dirò: illustrissimo signor Conte, Speranza ed io ci amiamo. Lei è contento? E il giorno dopo i confetti. Come corri? Andiamo, non bisogna dar sospetti. Sì, mi scriverai? Ogni giorno. E tu penserai a me. Ogni ora. La mia mamma vorrebbe che sposassi mio cugino. La mia fiamma è sempre un elegante clementino e la notte sola dentro il mio lettino e sento il desiderio d'un ardente suo bacino. Se mi vuoi prendere, prendimi ardente, fammi così. La mi dirà la volontà che prendo cambio prima. Come? Di più grande amore. S'accende nel cuore, poi scivola giù e non ne puoi proprio più. Vieni, bel Clementino, se mi presto insieme trascorreremo la notte a te. Rosina, fiori, sì, sei lì. No. Bene! Brava! Brava! La mia mamma vorrebbe che sposassi mio cugino. La mia fiamma è invece un elegante clementino. Tenga gli arresti. Sola dentro il mio lettino sento il desiderio d'un ardente suo bacino. Sì, dove vai? Casa. Mi dai una mora, le mangi tutte tu. Sì, credevo ti nutrissi di margheritine. Sai chi arriva oggi? Sì. Il reggimento al campo. Non lo sapevo. Sono così contenta. Perché? Tu i tuoi segreti, io i miei. Se ti confidassi, mi confiderei anch'io. Non sono né una bambina né una sciocca. Oh, Vittorio!
Dove va? A prendere Esther a stazione. Il tuo segreto. Il mio segreto? Che idee? Cosa credi che non me ne sia accorta? Piace a te, piace a lei. Oh, non essere l'eterno sognatore. La vita è fatta di pratica. Österreicher è ricco e di nobile famiglia. E soprattutto vuol bene a Speranza. E Speranza ti vuol bene. Oh, l'amore viene col tempo. Ah no, la felicità di mia figlia prima di tutto. Non accetterei mai di sacrificarla, nonostante ciò che mi accade. Guarda, Piuttosto dimmi, che cosa si prova ad essere innamorati? Ma non lo so. Vedi, perché io credo d'esserlo. Tu? E di chi? Di uno che arriva oggi. Il mio segreto te lo dico, non faccio tanti misteri. Chi è? Solaro. Solaro? Tu sei innamorato di Solaro? Innamorata. Non so. Mi piace, ma lui non mi guarda neanche. e secondo te per salvarmi, questa sera dovrei chiedere la firma di Österreicher e dargli in cambio la vita di mia figlia? No, no. No. Piuttosto vada tutto alla malora. Questa villa con i suoi più cari ricordi, la casa di Torino, i mobili, tutto alla malora. Ma i miei figli, no. Sono al di là del fiume. Carichiamo. Credo che sia tutto il partito azzurro. E bene che fa. Voglio passare di là e passeremo. Quando carica il mio squadrone non c'è partito azzurro che tenga. Sì, sì. Passo! Scusi, signor Conte, volevo soltanto posare questo candelabro che ho pulito. Fai pure. Signor Conte. Signor Conte. Signor Conte. Signor Conte. Teresa. Teresa, il cognac, presto. Oh mio Dio. Signore, presto. Il signor Conte sta male. Su. Che c'è? Il signor Conte sta male. Papà mio caro. Non abbatterti così, Speranza. Vedrai, il medico stasera lo troverà meglio. È grave. Chiameremo domani un consulto da Torino.
Tutto finirà bene. Si accomodi, dottore. Devo scrivere la ricetta. Mamma, come sta? Si è assopito. Arrivederla, dottore. Arrivederci. Torna domattina? Certo, signora. Speranza, resta tu. Vieni. Buonasera, dottore. Buonasera, barone. La carta, scusi. Oh sì, scusi. Grazie. Mi dica, dottore, papà? Signorina, è inutile farsi illusioni. È grave. Può vivere un giorno o 10 anni. Tutto dipende dalla tranquillità che può avere. Oh, good. Certo, in questi giorni deve esserci stata una causa occasionale che ha aggravato il suo male. Il solo rimedio è di evitargli preoccupazioni, scosse ed emozioni. Altrimenti... Povero papà. Oh, io mi allontano un momento. Cos'è? Servizio riservato speciale? Riservatissimo. Solaro! Mi raccomando, i mughetti! Emanuele non voleva che ti parlassi, ma so che non resisterebbe al colpo così grave. E io gli dirò che il mio non è affetto di persone estranee. Sei molto caro. Ciò che posso fare per lui lo farebbe qualsiasi figliuolo. E io mi sento un poco suo figliuolo, perché amo Speranza. Lo so, e ne sono felice. Finalmente. Non aspettavo che l'ora di vederti. Ma cos'hai? Hai pianto? Papà sta male, molto male. Ma no, ma da quando? Oggi il cuore. Non sarà niente di grave, vedrai, stai tranquilla. Oh, caro, tu non sai. Speranza, tu mi nascondi qualche cosa. No, solamente non chiedermi nulla. Speranza, ti prego, parla, cosa c'è? Ti dirò. Ma pensa che qualunque cosa accada, il mio non sarà che un sacrificio per mio padre, per tutti. Ma cosa dici? Oh, ti supplico, Umberto, non chiedermi di più. Lasciami andare, è tardi. Speranza. Umberto, ti supplico. Cacco al re. Ma neanche sulla scacchiera sai saltare col cavallo. Toh, guarda. Opla! Opla! Cacco matto. E beh, ma intanto tu che hai fatto un... Scusate un momento. Beh, che c'è? Malinconie? Lasciami in pace. Se speri che col caffè ti passi. Vediamoci qua. Cosa prendete, ragazzi? Ah, io voglio un gelato. Ma... Permetti, signore. Buonasera, Rolla. Buonasera, Carlotta. Buonasera, Solaro. come mai sola a quest'ora? Sono rimasti tutti a casa, il babbo non sta tanto bene, la mamma è con lui. E Speranza non esce di casa perché è arrivato il promesso sposo. È arrivato chi? Come, non lo sapete? Il barono Osterreich. E allora diremo così, tanti auguri. Grazie. Ci vediamo domani? Senz'altro. Buonasera. Buonasera, Solaro. Buonasera, Carlotta. Questo mi sembra proprio il momento di lasciare la lira per lo scudo. Io a quel promesso sposo darei un paio di sberle che... Non ho bisogno dei tuoi consigli. Solaro, senti Solaro. Ma sei sicura che Speranza ami Esterreich? Sai, perché mi sembrava che fra lei e Solaro... Oh, per carità. E poi domanderò a Speranza di parlarmi sinceramente. Non ci sono segreti per la mamma. Buonanotte. Speranza, ho da parlarti seriamente. Lo so già tutto. Ma io vorrei spiegarti. Non parlare, mamma, è inutile. Dammi un bacio.
Buonanotte, Alberto. Buonanotte, Speranza. Vedi che non c'erano segreti? Mi annunci al barone Österreich, Chi deve annunciare, scusi? sottotenente Solaro. Sì, sì, capisco. Purché Speranza sia felice. Ma la vita. Avanti. Il sottotenente Solaro chiede del barone Österreich. Oddio. Alberto. Vado io. Cosa accadrà? Niente, stai tranquilla, ci penso io. Di piuttosto a Emanuele che sono stato spiacente di non averlo potuto salutare. E tanti auguri per tutto. Buonanotte, Clotilde. Buonanotte, Alberto. Che c'è, Solaro? Novità? Io sono qui per... Andiamo all'accantonamento a vedere se è tutto in ordine. Signor capitano, io dovrei Ho detto, assolutamente... andiamo all'accantonamento a vedere se tutto è in ordine. Signor capitano, Andiamo. Tutti gli altri sogni, cara Solaro, tutte le passioni sono inferiori alla nostra passione di soldati e di cavalieri. Le spalline che abbiamo guadagnato dobbiamo onorarle anche con le più penose rinunce. Eccola, la nostra vita. era il mio sogno. Lo credo. Ma spesso bisogna saper gettare il cuore al di là dell'ostacolo e andarla a riprendere. Questa è la cavalleria. Vero, Solaro? Io sì.
Conoscevo già di fama la scuola di Pinerolo, ma questo spettacolo è veramente meraviglioso. Chi è l'istruttore della sezione? Il capitano Solaro. Ah, il celebre Solaro. Il capitano Solaro. Molto piacere di conoscerla. Spero ci rivedremo presto al concorso ippico di Vienna. Es freut mich, dass Sie gewonnen haben. Grazie. Je suis heureux de vous remettre la coupe du Grand Prix de la ville de Lucerne. Grazie. Con muchas felicitaciones. Grazie. Però quella che abbiamo vinto a San Sebastiano è sempre la più bella. Ma se non c'ero io il giorno prima a farci quel massaggio a Mughetta? Io appena ho capito, la coppa l'hai vinta tu. Avanti. Signor capitano, gli ufficiali del corso sono pronti in sala del circolo. Va bene, vengo subito. Signor ufficiale, siete? 16 sottotenenti del corso. Riposo. Sottotenente Daula. Sottotenente del contatto. Sottotenente Amico. Sottotenente Manetti. Sottotenente Monti. Sottotenente De Palma. Sottotenente Polo Natale. Sottotenente Corsi. Sottotenente De Frasseneto. Sottotenente Rinaldo. Tenente del Re Neri. Sottotenente Giorgio. Sottotenente Gori. Dico subito loro che la vita qui nella scuola è dura. Da qui bisogna uscire buoni soldati, e per questo la disciplina è ferrea. Buoni cavalieri, e per questo si pretende fermezza, coraggio e audacia. Del resto questi discorsi li faremo meglio a cavallo. Signor ufficiale, siete? Allora intesi. Presso l'ostacolo devono avanzare i pugni, in modo di permettere al cavallo di distendere il collo e la testa. E ora vengano a passare il muro. Avanti il busto! Frasseneto, avanti il busto! Ho già detto 100 volte di accompagnare col busto lo spostamento del centro di gravità del cavallo in avanti. E farlo specialmente per lei, sottotenente di Frasseneto. Ho capito. Prima di tutto impari a tacere e poi imparerà anche a montare a cavallo. Ripetere l'ostacolo. Avanti. Comandi, signor capitano. Sì, t'ho fatto chiamare perché devo dirti 2 parole a 4 occhi. Dunque, senti, per questa volta non ti punisco, ma risposte come quelle di stamattina mai più. Sì, ma io... Basta. Tuo padre come sta? Sempre lo stesso. Deve aversi molti riguardi. La mamma è diventata quasi un'infermiera. Noi siamo tutti lontani. Capisco. E Carlotta si è sposata a Roma. Ha già un bimbo. ho saputo, infatti. Speranza è sempre in giro per il mondo. Già. Dunque siamo intesi, vero? Non ti stupire se ti tratterò come tutti gli altri sottotenenti. La disciplina non conosce amicizie. Capito? Signor sì. Va pure. Senti cosa scrive Vittorio. Dopo 6 mesi di corso mi dispiace pensare che questa vita finirà. Sono a cavallo dalla mattina alla sera e tu sai che passione abbia per la mia arma. E Speranza cosa scrive? Dunque dice che arriverà qui dopodomani. È di passaggio. Il marito avrà un incarico delicato a Roma per qualche mese. Ah, sono proprio contento. Li avremo vicini. Sotto! Ora che siamo saliti fin quassù per la via più lunga, torneremo in basso per la via più breve, che sarebbe questa.
È facile se la si affronta direttamente e con azione decisa. Decisione che del resto in chi monta a cavallo non deve mancare mai. Mi seguano. Attento che il cavallo striscia i carretti per terra! Ma non sia così seduto! Il cavallo non è una poltrona! Ma spinga di più il tallone in basso! Avanti! Deciderci lassù! Sfolli! Sfolli le redini! Ma guardalo lì quel brocco, già in piedi. Lo prenda lei. Aspetti a pulirsi la giubba, che tanto la discesa dovrà farla un'altra volta, e possibilmente non a piedi. Signor sì! Avanti un altro! Sì, va bene, abbiamo visto. Metta a posto la sella. Non appoggi le mani al garrese! Non le appoggi, se no vola per le orecchie! Gambe, De Frassinetto! Gambe! Accidenti! Tenga lei i cavalli. Cos'è, Vittorio? La gamba? Non è niente. Stai tranquillo. Presto. Solleviamolo e portiamolo giù. Piano, Piano. Fate piano. Sergente Maggiore. Mi vado a chiamare l'ufficiale medico. Presto. Signor sì. Continuare lassù, continuare! Ti ricordi, Carlotta, come eravamo felici allora? Ma io lo sono anche adesso. Se crede posso annunciarla alle sorelle del signorino Vittorio, donna Carlotta e donna Speranza. Ecco, forse è meglio. Perdoni, signora baronessa, c'è un ufficiale della scuola di Pinerolo da parte del signorino Vittorio. Fatelo entrare. Tu come ti chiami? Come te? E io chi sono? Il nonno. E mi vuoi bene? No, No? E io come faccio? Gianni. La ringrazio, Tenente. Verrò io stessa a Pinerolo. Arrivederla, baronessa. Aspetti qui, signora. Grazie. Sì, grazie. Domando scusa se l'ho fatta aspettare. Desidera, signora? Notizie di mio fratello Vittorio da Frassinetto. Ah, niente di grave, signora. Potrei vederlo? Certamente, la faccio accompagnare all'infermeria. Capoposto? Piccoli incerti del mestiere. Avanti? Fate accompagnare la signora all'infermeria. Grazie. Prego. Tu continua a scrivere a casa. Magari una cartolina, così papà non starà in pensiero. E non alzarti da letto finché non lo dice il dottore. No. Carlotta lo dirà alla mamma e verranno a trovarti. Valentini, via sergente Maggiore che sono dall'ufficiale di Picchetto. Ciao, Vittorio. Arrivederci, Speranza, e grazie. Per quanto ne avrà, dottore? Ah, per pochi giorni. È un capitombolo che non avrà conseguenze. La prego di mandare le notizie a me e a Roma. Io parto domani stesso. Stia tranquilla, signora. Ora le do l'indirizzo. Va bene. Novità? Nessuna? Cioè sì, è venuta la sorella del tenente De Frassinetto. Come ha detto? La sorella del tenente De Frassinetto. Ma quale? Ciao. Baronessa, Umberto, ho sperato rivederti. Lo sapevo da Vittorio. Fughetto, come sta? ma perché non hai chiesto di me alla scuola? No, Umberto, non bisogna. Ho voluto lasciare al destino. E tu pensi che adesso io possa... No, domani parto. Mi stabilisco per qualche mese a Roma, con mio marito. Speranza, nulla è mutato in me. Io sono come sempre. Sempre vuol dire soffrire, Umberto. Signori in carrozza!
A Roma. Oh, il Mughetto, sveglia! Grandi novità. Sai che ho visto proprio adesso la tua madrina. Sì, sì. E ti saluta, sai. Si ricorda di te, di tutto. Ed è più bella che mai. Sai cosa facciamo adesso, Mughetto? Ce ne andiamo a Roma, eh? Sei contento? Guarda chi c'è! Speranza. Umberto. Come va, baronessa? Buongiorno, Rolla. Solaro, anche lei a Roma. Non poteva vivere lontano da me e allora si è fatto trasferire al mio reggimento. Già. E lei, baronessa? Sono con Carlotta e mio marito. Qui c'è la signora Carlotta? Sì. Anzi, eccoli là. E allora, se permette, baronessa, io vado a salutare la Prego. Oh, capitano Rolla. Buongiorno, capitano. Speranza, ti devo vedere. Ti ho cercata tanto. Non sono mai sola. Non importa. Dove ti posso vedere domani? Domani? Al concerto della contessa Sandy. Bene, ci sarò anch'io. Forse ho commesso un'imprudenza. Sì. Non posso starti lontano. Voglio vederti ancora. Ma non fra tanta gente. Quando? C'è Carlotta con suo marito. Ci osservano. Sta attento. Quando? Sono in ritardo, scusami, ma non potevo liberarmi da mia sorella. Non preoccuparti. Carlotta ti vuol bene. Siamo senza giudizio, proprio due ragazzi.
No, siamo due convalescenti che riconquistano ogni minuto, ogni ora la gioia di vivere. Vieni, compriamo dei fiori. Capitano Bello, compra i fiori alla sposa, rose fresche, garofani. Oh, i mughetti. I nostri mughetti. Sì, no, tutti, me li dia tutti. Ricordi. Scusate, ho perso tempo dalla carta. Immaginavo che ci sareste andata e le ho telefonato. Permettete. Giorgio, servite il pranzo. La sarta è una bugia. Che ne sai tu? Più di quanto tu creda, e non solo io. Se io lo assicurasse dei fatti propri. Non devi rispondermi così. Lo faccio per il tuo bene. Non faccio nulla di male. Lo so, lo voglio credere. Ma non puoi impedire che il mondo parli. Il mondo. Ho la coscienza serena, Carlotta. E tu puoi credermi. Ciao, Capigli. Ciao. Oh, chi si vede, Vittorio? Addio, Betty. Oh, ciao, caro. Chi è quel tenente? È il conte di Frasseneto. Come mai a Roma? Ho finito il corso di Pinerolo, mi hanno destinato al Piemonte Reale. Ah, bene. Contento? Sai, Roma è una bella guarnigione. Poi mi ha fatto molto piacere ritrovare il mio istruttore, Solaro. Ah, sì. Lo hanno trasferito al reggimento di sua sorella. E che c'entra la sorella? Chi ha parlato? No, tenente, io dico che... Guarda, Dio! Lasciatemi stare, Credimi, Speranza, ogni resistenza è inutile. Ho lottato anch'io. Qualunque sacrificio. E tu? Ma non potrei mai dividere la mia vita fra due uomini. Né io saprei accettarlo. Allora domani ci vediamo ancora al concorso di Tor di Quinto. E poi, Umberto, dubiti ancora di me? no. Ma alla tua arma tu hai dato tutto. Essa ti ha dato la fama, la notorietà. È mai possibile che una piccola donna come me possa spegnere quella che è sempre la tua grande passione? Speranza. Sono stanca di lottare, Umberto. Tu mi devi aiutare a sostenere in questi giorni più che mai. Sbrigati che fra poco tocca a noi. Visto? Dai. Ciao Vittorio. Ma cos'è? Cosa hai fatto? Niente. Ma come niente? Era mano facciata, ma sei cascato. No, mi sono battuto stamane. Un duello. Tu, senza dirmi niente. E perché avrei dovuto dirtelo? Non ti dispiace, Vittorio, che tu parli così. Ma per assisterti, per starti vicino. Tu? Sì, io, perché? Tu saresti stato il meno adatto. Ma cosa dici? Capitano, una lettera arrivata ora.
Andiamo subito, via. Andiamo via lontani. Ma perché? Oh, non mi domandare. Speranza. Aiutami. Guardami. Sì, Solaro! Tocca a te. Beh, che hai? Niente. Ecco Solaro su Mughetto. Non è niente, grazie. Anche tu mi lasci. Morto un Mughetto, se ne farà un altro, no? Oh no, Mughetto è stato il mio ultimo cavallo. Capitano Solaro, in lei che passa all'aviazione saluto non solo uno dei più audaci e valorosi ufficiali della nostra bella arma, ma anche il pioniere di quella che sarà la gloriosa schiera degli alati cavalieri d'Italia. Prendiamo alla cavalleria e alla maestà del re. Viva il re! Viva il re! Addio Solaro. Vorrei dirti una freddura, ma non ne sono capace. Addio, Rolla. Arrivederci. Ha fatto buona caccia, signor Maggiore. Ma che? Non si è visto nessuno. Vado io in ricognizione. Bocca al lupo. Grazie. Una sigaretta? Grazie.
dove vanno? Cavalleria. Allez, sa place. Allez, sempre. Ciao. Silenzio. Cavalleria. Signor colonnello, sono dietro quel colle. Carichiamo. Sono molti e con mitragliatrici. Dobbiamo passare di là e passeremo. Quando carica il mio reggimento, non c'è nemico che tenga. Pavoni! Attenzione! Povero Ponza. Noi tutti ci siamo dispersi, lui invece è rimasto fedele al cavallo. Ed è morto caricando, come voleva. No. E ti ricordi sempre di lei? Sempre. No. Non è un mughetto, ma insomma. Signor Maggiore, l'apparecchio è pronto. Ciao, vecchio. Beh, in bocca al lupo, eh? Grazie, altrettanto. Sì, sai l'ultima storiella del... Me la racconterai quando ci rivedremo. Giusto, così porterà buona tutti e sì. due. Ciao! Ciao!
Umberto!